Non cerco l'approvazione come ad esempio per Dussin, che ha l'europarlamentare da Re che lo sponsorizza, o Barbisan che ha Stefani, oppure Coin che ha Gobbo. Giuseppe Paolin si toglie qualche sassolino dalla scarpa e segna subito il territorio nei confronti dei suoi avversari diretti. La corsa entra nel vivo e dopo Padova e Verona, con le vittorie dei salviniani e le feroci polemiche annesse nella città del Santo, a Treviso tutti gli occhi sono puntati all'esito forse più atteso tra i congressi provinciali della Lega, quello della Marca previsto tra il 22 e il 29 gennaio. Atteso non solo per la mole di militanti chiamata a votare, la più alta del Veneto, ma anche per l'inedita corsa a quattro come le anime del carroccio in una provincia spaccata, da Paolin a Luciano Dussin, da Riccardo Barbisan al deputato Dimitri Coin. Io sono l'unico candidato che non ha sponsor, perché io volevo il mio sponsor sono i militanti. Polemiche interne e spaccature a parte, è il ritorno del voto in un carroccio che nell'ultimo anno ha subito i fortissimi venti di tempesta del dissenso interno, spirati anche e soprattutto da Treviso. E fin da subito l'ex deputato Paolin ha messo in chiaro una cosa: basta segretari politici ai vertici del provinciale. Sto incontrando, fino ad oggi sono arrivato a 35 sezioni, incontrare i militanti per sentire da loro cosa serve alla Lega, cosa sono le proposte per il futuro. Chiuso questo giro, questi incontri, formalizzerò quel mio programma che sarà alla base delle richieste che fanno i militanti.